innanzitutto buongiorno a tutti e a tutte. Oggi tocca a me fare gli onori di casa. La professoressa Filì in questo momento è impegnata in un altro webinar, ma so che ci raggiungerà in tempi estremamente brevi. Quindi tocca a me e ho il piacere di presentare la relatrice di oggi, che è la professoressa Lorenza Driul. Lorenza Driul è nativa di Udine, si è formata però in medicina e chirurgia all'Università di Trieste, dove ha conseguito anche la specializzazione in ostetricia e ginecologia. Lorenza però ha fatto gran parte dei suoi passi, diciamo la sua crescita accademica è avvenuta prevalentemente a Udine, dove attualmente è direttrice della clinica di ostetricia e di ginecologica dell'Università degli Studi di Udine. Scorrendo, devo dire, il curriculum di Lorenza, quello che mi ha un po' colpito in effetti è che lei ha seguito qualche anno fa un corso proprio di chirurgia ricostruttiva proprio per gli organi genitali femminili. E questo ci porta sostanzialmente al seminario di oggi, che è un seminario da un titolo, a mio parere, estremamente forte, che ci ricorda un problema che è ancora incredibilmente attuale, che probabilmente oggi con l'immigrazione tocca anche i paesi europei, i paesi occidentali, ed è un tema che riguarda milioni di donne. Credo in alcuni paesi addirittura riguardi una percentuale altissima di donne, fino ad arrivare fino al 90%, almeno sui documenti ONU che ho potuto vedere. E che non è solo una violenza fisica evidentemente, ma mina credo anche l'equilibrio psichico e fondamentalmente la dignità proprio dell'essere donne. Ecco, dopo questa brevissima introduzione io volevo lasciare quindi subito la parola a Lorenza e al suo tocco. Poi ci sarà il tempo delle domande alla fine della sua presentazione. Grazie Lorenza, a te. Grazie Maria Cristina per l'invito, ringrazio anche la professoressa Filì e ringrazio tutti voi perché oggi volete dedicare il vostro tempo insieme a me affrontando questa tematica che, devo ammettere, è veramente molto importante per me nella mia formazione ed è molto importante affrontare oggi le mutilazioni genitali femminili insieme a voi. Questo perché? Perché penso che forse di mutilazioni genitali femminili non si è parlato molto negli ultimi anni e non si è affrontata le problematiche non solo di tipo medico, ma anche, come giustamente ha detto Maria Cristina, dal punto di vista psicologico e dal punto di vista emotivo. Ed è per questo che desidero oggi, frutto anche dell'esperienza che ho avuto modo di affrontare andando nei paesi in via di sviluppo diverse volte nel corso della mia vita e vivendo direttamente queste mutilazioni genitali femminili e affrontandole direttamente non solo quando sono tornata in Italia, ma anche quando proprio ho lavorato sia in Senegal che in Ghana e in altri paesi in via di sviluppo. Le mutilazioni genitali femminili sono sicuramente oggi una grave forma di violazione dei diritti umani e ogni donna e ancora di più a mio avviso ogni bambina, ogni ragazza ha sicuramente il diritto di essere protetta di fronte a questa pratica assolutamente lesiva e che ritengo espressione di una disuguaglianza di genere che purtroppo ancora oggi nel 2021 è presente e con delle conseguenze che, come dicevo, non solo dal punto di vista medico ma anche dal punto di vista psicologico sono delle conseguenze sicuramente devastanti. Perché le mutilazioni genitali femminili oggi devono essere nell'agenda dei problemi mondiali proprio con l'obiettivo di essere eradicate il prima possibile dalla storia dell'umanità. E infatti per raggiungere l'uguaglianza di genere e emancipare tutte le donne e le ragazze, uno degli obiettivi più importanti dello sviluppo sostenibile dell'ONU nel 2015 che contempla non soltanto questo, ma come immagino sappiate anche il matrimonio precoce e forzato,
però uno degli obiettivi è proprio quello di eliminare le mutilazioni genitali femminili entro il 2030. Oggi siamo nel 2021 e quindi tutto sommato ritengo che il 2030 non sia poi così lontano e che sicuramente questo obiettivo da raggiungere è un obiettivo di estrema importanza e che, come cercherò di dimostrarvi, ha delle difficoltà obiettive nella sua realizzazione. Penso che tutti noi oggi siamo d'accordo nel considerare le mutilazioni genitali femminili una violazione dei diritti umani e questo è uno degli slogan che l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha diffuso proprio per sensibilizzare nel mondo occidentale, ma anche nei paesi in via di sviluppo, le mutilazioni genitali femminili come una violazione dei diritti del genere umano. Ma quante sono le ragazze che in questo momento sono state sottoposte a mutilazioni genitali femminili nel mondo? Sono state stimate in 140 milioni di donne che hanno avuto questa esperienza di mutilazioni genitali femminili. E questa immagine rappresenta quali sono anche gli outcome sfavorevoli dall'età dell'infanzia fino appunto all'età adulta, e quindi qual è il peso che queste mutilazioni viene a essere nelle diverse fasi della vita della donna, viene ad essere appunto si presenta in modi diversi ma presente nelle diverse fasi della vita della donna. Ricordo anche che purtroppo l'Organizzazione Mondiale della Sanità ci ha anche fatto notare che 3 milioni di donne sono oggi a rischio per mutilazioni genitali femminili ogni anno. E l'altro dato che forse ci deve far riflettere è che queste ragazze hanno un'età inferiore ai 15 anni. Ma l'altro aspetto, proprio perché il titolo era Le mutilazioni genitali femminili oggi in un momento pandemico così delicato, sicuramente le mutilazioni genitali femminili rientrano e l'UNICEF ha identificato una crisi dentro la crisi pandemica. Perché questo? Perché la pandemia del Covid del 2019 in corso dal 2020 ha sicuramente stravolto i raggiungimenti di quegli obiettivi di sviluppo sostenibile che erano stati ipotizzati. E quindi le previsioni purtroppo che l'UNICEF ha dimostrato è che 2 milioni di ragazze in più rispetto a quanto stimato rischieranno di subire questa pratica entro il 2030. Quindi all'interno della pandemia un'altra crisi, perché sicuramente 2 milioni di ragazze in più saranno sottoposte a mutilazioni genitali femminili. Ma voi vi chiederete perché? Sicuramente perché gli obiettivi che erano stati proposti nel proteggere le ragazze da questa pratica pericolosa a causa della pandemia sono venute meno, e anche perché chiudendo le scuole, quindi la possibilità dell'accesso alle scuole in molti paesi, queste ripercussioni, queste possibilità di andare incontro alla pratica delle mutilazioni sono sicuramente aumentate. Ma io vorrei sfatare alcuni miti, perché la stessa Organizzazione Mondiale della Sanità ha chiaramente con questo slogan ricordato che le mutilazioni genitali femminili non sono legate a nessun obbligo religioso. Cosa significa questo? Significa che non è scritto in nessun libro sacro di nessuna religione che le mutilazioni genitali femminili sono o debbano essere praticate. Quindi sono delle false credenze religiose che non hanno un fondamento nella religione.
e tantomeno sono invece delle pratiche che si traducono proprio nel passaggio di crescita in molte popolazioni, rappresenta un momento di ingresso da parte delle ragazze all'interno della comunità. Un altro mito che mi sento di condividere con voi è che soltanto le ragazze sottoposte a mutilazioni genitali femminili possono ricercare un marito e essere per questo ritenute rispettabili. Anche questo ovviamente è assolutamente un falso mito legato alla diffusione, a quel fuoco che ancora mantiene la pratica delle mutilazioni genitali femminili. E infine l'ultimo punto, gli uomini non sono sicuramente a favore delle mutilazioni genitali femminili, quindi gli uomini non supportano l'abbandono delle mutilazioni genitali femminili, ma questo è falso. Questo significa che in realtà anche la parte maschile, per tutte le problematiche mediche che vi dimostrerò, sta modificando anche questo falso mito appunto legato alle mutilazioni genitali femminili. Ma scendendo nel pratico, quali sono le condizioni e quali possono essere le problematiche delle pazienti sottoposte alle mutilazioni? Le pazienti possono andare incontro nelle diverse fasi della vita, come abbiamo già detto, a diverse problematiche ginecologiche, problemi mestruali, dolori pelvici, problematiche ostetriche legate al travaglio, problematiche psicologiche come la depressione, l'ansietà e, non ultimo, problematiche sessuali legate alla sessualità e ai dolori durante i rapporti sessuali. Altro aspetto che vorrei sfatare è che ultimamente si sentono molte false notizie sulla medicalizzazione delle mutilazioni genitali femminili, perché in alcuni paesi circa 1 su 5, ma anche in realtà di più, alcune le ragazze subiscono una procedura nell'ambito sanitario di riferimento. Anche questo non l'ha detto l'Organizzazione Mondiale della Sanità, però mi permetto di ricordare che i professionisti della salute che eseguono mutilazioni genitali femminili stanno violando un diritto alla vita delle ragazze e delle donne, il diritto alla loro integrità fisica e il diritto alla loro salute. E poi stanno violando un altro diritto, un mandato medico fondamentale, che è quello di non nuocere. E sicuramente quindi anche la medicalizzazione deve assolutamente essere eliminata nelle pratiche che vedremo diverse nei diversi paesi. Vorrei presentarvi questa immagine e questo articolo perché riconoscete, per chi ha avuto modo di andare in Africa, l'albero baobab tipico dell'Africa. Con questa rappresentazione, a mio avviso, identifica proprio quanto è radicata nella tradizione, nella storia, le mutilazioni genitali femminili. E quanto ancora sicuramente dobbiamo impegnarci per cercare di sradicare queste radici che sono così, per i motivi che vedete riportati ben ancorate nelle tradizioni di molte popolazioni. L'organizzazione italiana nel 2011, nel seguire le gravidanze, ha ricordato a noi ginecologi di identificare le donne sottoposte a mutilazioni genitali femminili. Voi vi chiederete, beh, ma perché doveva appunto il Ministero chiarire e raccomandare ai professionisti questo? Perché? Perché anche per noi ginecologi studiare e capire
e conoscere i vari tipi di mutilazioni genitali femminili in questi anni è stato un percorso di crescita, perché noi non eravamo a conoscenza dei diversi tipi di mutilazioni, non eravamo a conoscenza degli effetti di queste mutilazioni, e quindi devo dire che nel corso degli ultimi 10-15 anni c'è stato un percorso di formazione anche per gli stessi operatori sanitari, medici, ostetriche, infermieri, hanno frequentato dei corsi proprio per riuscire a riconoscere, a capire e a distinguere le diverse mutilazioni genitali femminili. Perché a seconda delle caratteristiche etnico-geografiche della popolazione coinvolta, le mutilazioni genitali possono essere diverse, le basi sociali e culturali possono essere assolutamente diverse, ed è per questo che l'aspetto medico e l'aspetto infermieristico e ostetrico ha bisogno delle informazioni culturali e scientifiche, ed è per questo che negli ultimi anni appunto abbiamo seguito dei percorsi di formazione proprio per migliorare l'approccio multidisciplinare a una paziente che ha avuto un'esperienza di mutilazione genitale femminile. Perché? Perché l'atteggiamento nostro deve essere sicuramente un atteggiamento di accoglienza, di rispetto delle tradizioni e non di condanna, di accettazione, rinunciando sicuramente a curiosità o a interrogatori. Abbiamo imparato in questi anni a eseguire determinate manovre in maniera diversa, sia strumentali che semiotiche. E quindi abbiamo imparato a considerare le mutilazioni genitali femminili una semplice anomalia anatomica. Abbiamo imparato a trattare, a rispettare, a trattare con delicatezza le pazienti che sono state sottoposte alle mutilazioni genitali femminili, e anche, e non solo, perché personalmente mi è capitato rifiutare una richiesta di reinfibulazione dopo il parto ad una donna che precedentemente era stata infibulata. Le mutilazioni genitali femminili sono tutte le forme di rimozione parziale o totale dei genitali femminili esterni o altre lesioni degli organi genitali femminili, effettuate per ragioni culturali, religiose o altre non terapeutiche. Questa è la definizione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità del 1995. Ma scendendo nel particolare, qual è la diffusione delle mutilazioni? Le mutilazioni hanno una diffusione sicuramente mondiale, e ci sono però più dei paesi nei quali sono più presenti, soprattutto in Africa, in Asia come detto precedentemente, a causa dei fenomeni di migrazione, in realtà quindi le mutilazioni genitali femminili sono ormai un fenomeno mondiale. Ma questa è l'immagine dell'Africa, e l'immagine di come all'interno della stessa Africa la diffusione delle mutilazioni genitali femminili è un po' a macchia di leopardo. È diffusa principalmente nei paesi del Medio Oriente, Iran, Iraq, ma mi ha sorpreso molto quando tanti anni fa mi sono approcciata a questa problematica, scoprire che un'altissima percentuale di donne sottoposte a mutilazione genitale femminile proviene dall'Egitto. Subito dopo sicuramente l'Eritrea, il Gibuti, la Guinea, il Mali, la Somalia, la Sierra Leone e il Sudan, nel quale il fenomeno tocca più dell'80% delle donne che fanno parte di questi paesi. Questa è l'immagine del Kenya, questo perché una delle prime esperienze, ed è per questo che l'ho portato, questa pubblicazione nel 2014, personalmente l'ho effettuata in Kenya, e posso dirvi che è un esempio come all'interno di uno stesso paese che è il Kenya, la diffusione è diversa anche all'interno dello stesso paese, con aree nelle quali c'è una maggiore incidenza rispetto ad altre. In Europa appunto abbiamo imparato a conoscerle negli ultimi anni, ma in Italia in generale il numero totale delle minori potenzialmente a rischio di mutilazioni genitali femminili è pari a 7.727.
Però devo anche ammettere che è molto difficile una stima, perché non esistono delle modalità di raccolta, ovvero dei registri di raccolta con dei dati omogenei e standardizzati. Sicuramente la scuola ritengo il luogo privilegiato per combattere il fenomeno delle mutilazioni genitali femminili e un altro ruolo fondamentale nella prevenzione e nella sensibilizzazione è sicuramente il momento della gravidanza. Pensate che quando una paziente partorisce da noi in clinica e partorisce una neonata, noi affrontiamo insieme ai colleghi neonatologi nel momento della sala parto già la problematica della mutilazione genitale femminile, spiegando ai genitori e alla donna alla neomamma che ha subito in passato questa mutilazione, quali sono i rischi e quali sono, ricordando quali sono purtroppo appunto gli esiti sfavorevoli a lungo termine. Che cosa è successo negli anni? Negli anni c'è stato sicuramente un declino nella prevalenza delle mutilazioni genitali femminili, ma forse minore rispetto a quanto ci saremmo aspettati, dato appunto la sensibilizzazione e i programmi che ci sono in generale nel mondo. E quindi questa pubblicazione ci dice quanto il progresso nel dire fine alle mutilazioni genitali femminili nel corso degli ultimi anni sia stato un progresso piuttosto lento. Dal punto di vista legislativo, ma questo sicuramente se dopo ci sarà anche la professoressa Filì, in Italia sono vietate la pratica appunto delle mutilazioni genitali femminili, però vi ho riportato anche quali sono le normative degli altri paesi. Senegal, Sierra Leone, Sudan, Kenya, in tutti questi paesi e l'Egitto stesso, già dal 1996, per esempio in Egitto il Ministero della Salute proibisce le mutilazioni genitali femminili. Quindi l'aspetto legislativo sicuramente c'è, ma l'aspetto che dicevo prima delle false credenze e delle tradizioni, tra virgolette, è più forte dell'aspetto legislativo. Qual è l'età di esecuzione? Vi ho portato alcune immagini perché a seconda del paese l'età di esecuzione è diversa. L'8° giorno dopo la nascita in Etiopia più o meno il 60%, 3-4 anni in Somalia 90%, come vedete tranne alcune rarità per lo più l'età in cui viene eseguita le mutilazioni genitali femminili sono prima dei 5 anni, quindi proprio in età tra i 3 e i 5 anni. Anche questo per esempio è una distribuzione dell'età in Kenya nei diversi gruppi etnici, anche in questo c'è una differenza a seconda dei diversi gruppi etnici. Per esempio il gruppo etnico dei Masai in Kenya pratica le mutilazioni all'età di 14 anni e altri gruppi a età inferiore. Che tipo di intervento? 90% di tipo escissorio, il 10% invece si riferisce all'azione specifica dell'infibulazione, che poi vedremo. Ho volutamente, rispetto ad altre presentazioni, non ho riportato le immagini proprio per rispetto e perché spesso sono veramente delle immagini che possono essere, come è il fenomeno, di grosso impatto emotivo. Ogni gruppo etnico usa dei termini diversi che vengono tramandati dalla tradizione, quindi se mi confronto con le donne somale, quando parlo con loro io parlo di cucitura e loro capiscono. E quindi ogni paese, come dicevo, ha un tipo prevalente di mutilazioni genitali femminili. Come viene fatto? Con quello che c'è, forbici, coltelli, pezzi di vetro, rasoi, pietre affilate. E sicuramente può essere un evento singolo oppure può avvenire come un evento invece di ingresso di più bambine all'interno della società.
La classificazione prevede una mutilazione genitale di tipo primo. Questa è una rimozione, ovvero circoncisione, una resezione, come vedete, del prepuzio clitorideo con o senza rescissione di parte o dell'intero clitoride. Si chiama appunto clitoridectomia e solitamente l'emorragia conseguente a questo tipo di mutilazione viene arrestata tamponando la ferita con delle garze o con altre sostanze. Però è una lesione che poi crescendo a volte può essere difficile da identificare durante una visita ginecologica. E quindi vi riporto l'intervista di alcuni colleghi, i quali a volte loro stessi ginecologi dicono non è sempre facile, dipende molto dalla sensibilità e dalla conoscenza del fenomeno. Quelle mutilazioni come questa che vi ho presentato a volte passano via, dice il collega, senza che neanche ci si accorge. Che ci si accorga della loro presenza. Però una mutilazione genitale di tipo primo, e vi ho fatto vedere le caratteristiche, è comunque una mutilazione. E per questo vi dicevo, molte mutilazioni e molti registri sono non corretti e difficilmente definibili in termini quantitativi. L'escissione di tipo 2 è un'escissione maggiore nel quale viene asportata una maggiore quantità di tessuto oltre alle piccole anche le grandi labbra. L'escissione invece di tipo 3, la mutilazione di tipo 3 è un restringimento veramente importante, è un restringimento come vedete nell'immagine che viene definito come infibulazione o circoncisione faraonica proprio per l'estrema mutilazione dei genitali femminili e sicuramente come potete immaginare questo tipo di mutilazione porta dei rischi molto importanti nella sua esecuzione e subito dopo. Quali sono i rischi di questa circoncisione faraonica o circoncisione somala? I rischi, come potete vedere dalle immagini, sono dei rischi di emorragia subito dopo l'esecuzione. Sono dei rischi che possono portare addirittura alla morte della paziente per un'emorragia importante, per lo shock emorragico, neurogeno, ma anche per le infezioni conseguenti della ferita legate a questo e per tutte le infezioni che sono collegate anche all'apparato genitale, come quelle che riguardano le vie urinarie. Questa pubblicazione ci dimostra come tra gli outcome più sfavorevoli sicuramente l'eccessivo sanguinamento e l'emorragia rappresenta l'outcome per eccellenza più sfavorevole e successivamente questa è un'altra pubblicazione sicuramente le infezioni. Ma poi, superato questo periodo, quali sono le complicanze a medio e lungo termine? Sicuramente le cicatrici, il dolore durante i rapporti, l'impossibilità di espellere sangue mestruale, quindi il sangue che ristagna all'interno della vagina e dell'utero, le cestiti, le uretriti ricorrenti. E poi confrontandomi con le pazienti che soprattutto avevano una mutilazione di tipo faraonica, la minzione difficoltosa, la loro qualità di vita, la loro sessualità e la loro quotidianità assolutamente molto molto compromessa e legata appunto a problematiche infettive che facilmente potevano sovrapporsi. E infine le complicanze ostetriche sicuramente ci sono, assistere una paziente con una mutilazione genitale femminile importante durante il parto porta molto spesso queste pazienti a dover eseguire più frequentemente il taglio cesareo, ad avere delle lacerazioni, avere anche in questo caso emorragie importanti del postpartum. Ed è per questo che in Italia cerchiamo di arrivare prima della gravidanza, proponendo a queste pazienti l'intervento di deinfibulazione.
proprio per favorire poi, cercare di favorire il parto e evitare le complicanze legate al parto, perché le pazienti che hanno delle mutilazioni di tipo 3 hanno la maggiore incidenza di taglio cesareo, di emorragia e anche di problematiche che le portano a stare più a lungo in ospedale. E per ultimo, ma non per ultimo, le complicanze sulla sessualità, dolore nei rapporti sessuali, riduzione della sensibilità e depressione, stress post-traumatico. La tecnica delle defibrillazioni c'è e la possibilità c'è, è sicuramente una scelta che deve essere condivisa con la paziente, che deve essere assistita anche dal punto di vista emotivo e psicologico. Finisco riportando due episodi che ho avuto modo di vivere in prima persona. Il primo che riporto è un episodio che risale a tantissimi anni fa, quando devo dire ancora conosciamo poco personalmente, anche la formazione di tutti noi era molto limitata. Si trattava di una paziente che era appena arrivata, non era stata seguita, non aveva effettuato nessuna visita ostetrica, la paziente entra in travaglio, risulta infibulata, il suo travaglio è un travaglio che sicuramente ha un'evoluzione più lenta, che purtroppo si complica con tutte quelle complicanze che vi ho riportato prima, quindi con una maggior difficoltà a espletare il parto, con una lacerazione. E tutto questo perché il tipo di mutilazione, che è un tipo di mutilazione che questa paziente aveva di terzo grado, era sicuramente una mutilazione che rende difficile proprio anche la cosa più fisiologica come dovrebbe essere il parto. E l'altra situazione che volevo condividere con voi, si tratta di due sorelle provenienti dal continente africano, ma nate e residenti in Friuli Venezia Giulia. Per una segnalazione anonima per ritorno dal viaggio durante l'estate nel paese di origine è stata chiesta una rivalutazione dei genitali e che ha messo in luce durante la presenza presso il paese appunto di origine l'esecuzione di una mutilazione genitale di primo grado. Ricordo, e questo noi lo ricordiamo bene alle nostre pazienti, che la legislazione italiana prevede la decadenza della potestà genitoriale o l'allontanamento del genitore per condotta del genitore pregiudizievole ai figli. E quindi il diritto di essere bambine sicuramente e il diritto a non essere sottoposte alla pratica delle mutilazioni genitali femminili. Questo perché oggi ritengo che un aumento delle informazioni relative alle mutilazioni genitali femminili debbano essere una forma di aiuto e di sostegno verso questi popoli che ancora hanno una tradizione mutilatoria. Questo per poter migliorare la vita delle donne purtroppo già mutilate con degli interventi che possiamo offrire di riparazione, ma soprattutto evitare, dove possibile, il perseguire di queste pratiche nelle generazioni che ancora verranno e che stanno crescendo. E come dico sempre, noi riusciamo a prevenire questo perché credo che si vede e si cerca ciò che si sa e sicuramente anche in ambito medico le mutilazioni genitali femminili hanno rappresentato un processo di crescita, di apprendimento e solo conoscendo il problema abbiamo la possibilità di poter offrire il massimo alle pazienti appunto che già sono state sottoposte alle mutilazioni e alle loro figlie future. Io vi lascio con questa immagine con le immagini sono state appunto scattate da me in una delle ultime missioni spero di essere stata nei tempi e sono pronta per le vostre domande e curiosità. Grazie Lorenza. È stata un talk molto forte, come immaginavo,
E apriamo adesso la discussione, se ci sono domande da parte del collegato. Io nel frattempo che maturano un po' di domande, volevo chiederti, secondo la tua esperienza, Ciao Valeria, ecco che è arrivata Valeria. Ciao. Volevo chiederti, nella tua esperienza, le persone, diciamo, che provengono da questi paesi e che vivono, per esempio, in Italia o in regione, in FVG, le seconde generazioni, cioè tu riscontri situazioni di questo genere anche nelle seconde generazioni, cioè diciamo, di giovani che comunque sono nati in Italia? Allora, infatti l'ultimo caso clinico faceva proprio riferimento a due ragazze che sono nate in uno dei nostri punti nascita della regione, che frequentavano una scuola della nostra città e che sono tornate nel periodo estivo nel paese di origine. E successivamente c'è stata una segnalazione da parte anonima, come a volte avviene all'interno delle classi. Io sono stata chiamata su questa valutazione perché gli insegnanti o qualcuno all'interno si era accorto di qualcosa di diverso. E quindi su questo, secondo me, noi dobbiamo ancora lavorare molto. Per questo penso che la conoscenza del problema, la condivisione sia fondamentale per noi operatori sicuramente, ma anche per chi è a contatto, quindi all'interno delle scuole, all'interno dei percorsi di crescita di queste ragazze. Anche perché Valeria me lo insegna, c'è una legge chiara su questo e quindi c'è un ruolo importante del genitore nel controllo di quello comunque che può essere praticato appunto alla propria figlia. Però vi sembrerà strano, ma noi proprio dalla sala parte iniziamo a parlarne. Cioè, abbiamo di fronte una neonata, è appena nata, la mamma ha subito una mutilazione genitale femminile. Bene, insieme ai neonatologi ci sediamo e affrontiamo insieme e chiediamo loro che cosa pensano per la futura figlia. E loro cosa dicono? Loro ci dicono no, però poi a volte, come è capitato, ci sono i ritorni nei paesi di origine e questo è un momento delicato e non possiamo abbassare la guardia neanche in questo momento. Valeria, vuoi intervenire? Sì, eccomi. E proprio adesso da un altro webinar su cui abbiamo ragionato di tutt'altro tema, che però ha riguardato il discorso delle competenze, no? In questo contesto mi stavo domandando questa cosa. Non sarebbe opportuno almeno tentare, perché poi ci credo, ma fino a un certo punto, ma almeno tentare una formazione ed un coinvolgimento non solo delle donne di questi paesi, di queste provenienze, ma anche dei loro uomini. Credo che sia molto più difficile, però molto spesso queste donne vivono delle condizioni familiari e sociali di diciamo subalternità profonda da tanti punti di vista, senza contare che c'è il problema del riconoscimento sociale del clan. E quindi mi domandavo se questa strada è stata in qualche modo intrapresa o può essere intrapresa, perché poi è chiaro che bisogna mettere in campo tutta una articolata, no, serie di misure che devono poi vedere il coinvolgimento non soltanto di te e del tuo staff, ma sto parlando, diciamo, nella creazione di una rete che possa coinvolgere la città, la regione, strutture del terzo settore, dell'associazionismo, quindi, e quindi coinvolgere le comunità per far capire che anche questi rientri in patria, nel paese d'origine, non devono trasformarsi poi in quelle che poi sono tragedie personali, specie sicuramente per le prime generazioni, ma specie per le seconde generazioni, perché i bambini e le bambine nate in Italia si considerano tendenzialmente italiani e italiane.
Allora, durante i corsi di formazione che abbiamo fatto in questi anni, abbiamo sempre invitato parte delle comunità, o ghanese o nigeriana, a seconda di chi ha voluto partecipare ai nostri percorsi. Negli ultimi incontri abbiamo invitato anche la parte maschile devo dire che loro stessi dicono che negli anni è un falso mito il fatto che l'uomo voglia o imponga questo tipo di mutilazione genitale femminile, quindi questo è un falso mito. Personalmente ho fatto un incontro con un gruppo di donne somale all'UNICEF quando erano venute qui io ho fatto un incontro con le donne gli uomini hanno voluto incontrare non ginecologa ma una parte maschile e quindi così ci siamo divisi e anche loro in quell'occasione hanno manifestato il fatto che non rappresenta per loro un requisito per l'uomo di oggi non ritiene la mutilazione genitale femminile un requisito per il matrimonio, per tutto quello che ci sta dietro. Quindi anche loro sanno che la loro sessualità è diversa. Questo è il punto, è cambiato nel corso degli anni. Però è stato un percorso di conoscenza per noi stessi, perché all'inizio l'ho detto, mi sembrerà strano come un ministero vi deve dare delle raccomandazioni a voi ginecologi nel riconoscere le mutilazioni genitali femminili, perché non le conoscevamo, non conoscevamo la storia, non conoscevamo il vissuto, non conoscevamo le pratiche, non sapevamo come approcciare queste pazienti dal punto di vista proprio medico. Quindi anche per noi nel corso degli ultimi 15 anni c'è stato un percorso proprio di apprendimento e mi piacerebbe che questo potesse essere trasmesso anche a chi ha, come dicevi tu, ha un contatto con le stesse ragazze, quindi le competenze dell'insegnante o di chi accompagna nel percorso di crescita. Quindi diciamo che forse, allora premesso che insomma, mi fa piacere che tu abbia verificato questi cambiamenti in molti uomini, devo dire che alcuni casi che a me sono capitati non sono così, diciamo, non mi fanno ecco, sperare così, ma insomma ovviamente poi la casistica vale quello che vale. Devo dire che però a questo punto sarebbe importante riuscire a forse mettere in cantiere una serie di azioni di informazione più capillare su queste tematiche. Forse bisognerebbe pensare, dovremmo pensarci in qualche modo anche noi, creando delle reti anche forse con le scuole, a partire dalle scuole. Ci sono molti tabù su questi argomenti, perché ovviamente intrecci tematiche su cui devi saper parlare, però sarebbe forse molto utile coinvolgere le giovani, i giovani e le comunità, però. Le comunità in cui queste pratiche sono maggiormente diffuse. È un lavoro che ovviamente necessita di una rete, una struttura abbastanza complessa, ma che insomma non penso che sia impossibile da costruire. Anche se dobbiamo raggiungere un obiettivo, sarà il 2030? Difficile probabilmente, però la pandemia ha modificato i tempi, è vero, però questo è l'obiettivo. Vorrei rivolgere una domanda alla professoressa Briul. Mi sembra di capire dalle ultime cose che ha detto che dal momento che certamente le donne infibulate non vorrebbero far ripetere l'esperienza alle proprie figlie e che anche gli uomini sono oramai d'accordo che la cosa non va fatta, ho il dubbio che il tutto dipenda, diciamo, dalle anziane del villaggio. La ringrazio. Sì, è proprio così, è il senso di appartenenza della tradizione che rimane in alcune professioniste per lo più di sesso femminile del villaggio. Sicuramente questo è un dato che conosciamo. Ed è però il controllo del genitore ci deve essere.
Quindi se l'anziana del villaggio o chi appunto diciamo è più abile, passatemi il termine, nel eseguire questo tipo di mutilazioni, però il controllo sul benessere delle figlie spetta al genitore, che rimane sempre responsabile appunto legale, no? del benessere. Vedo una mano alzata, Ermanno Moscatelli. Eccomi, ciao. Allora, mi riprendo un po' anche a quanto aveva già chiesto Loredana, nel senso che per l'esperienza, almeno mia, che lavorando sul territorio e peraltro con utenza prevalentemente adolescente e preadolescente, ho incontrato molto spesso i casi prima, fortunatamente, se ci sono state le segnalazioni sono state proprio per impedire ad esempio l'espatrio della bambina. C'è da dire anche che mi sono trovato in passato di fronte a un altro tipo di problema che deve essere molto valutato, cioè che la mancata infibulazione molto spesso proprio perché ha questa radicazione con col tessuto culturale di provenienza, con le anziane del villaggio di questo passo, poi crea serissimi problemi in termini di identificazione culturale di queste ragazzine, per cui diventa un problema molto molto complesso poi da affrontare anche questa forma di, come dire, di protezione, non che non debba essere attuata, cioè, io penso di aver fatto almeno una dozzina di segnalazioni nella mia carriera per questa cosa qua, fortunatamente dico tutte prima, e voglio dire anzi una cosa molto positiva in termini di quello che succede nelle scuole, che molto spesso l'allarme ci arriva dalle compagne di classe, molto spesso. A me l'ultima che ho fatto 2 anni fa è stata addirittura una compagna di classe che io seguivo perché aveva un ritardo mentale, che aveva intuito cosa sarebbe successo alla sua compagna di classe durante l'estate. Sì. Anche nei casi che ho seguito io è successo così, Armando. Spesso è proprio la confidenza che magari ci può essere tra ragazze che fa scattare questo. Sicuramente vincere delle tradizioni non è facile, no? Quindi, e anche le rispettiamo, nel senso che ci sono delle tradizioni e tradizioni, quindi per molti la mutilazione genitale femminile viene vissuta come un entrare a far parte della comunità. Le famiglie quasi che decidono di astenersi vengono emarginate dal sistema, quindi dobbiamo anche capire questo. Per questo obiettivo del 2030, per quanto io sia una grande ottimista, penso che sia difficile purtroppo da veramente realizzare, soprattutto in alcuni paesi. E come ho cercato di dimostrarvi nell'immagine dell'Africa, è un po' diverso, a macchia di leopardo veramente, e non dimentichiamoci che l'Egitto è il paese che ha il maggior numero quasi di incidenza di mutilazioni e spesso medicalizzate rispetto a una percentuale quasi paragonabile alla Somalia, per capirci. E io sono rimasta molto sorpresa da questo, perché non avrei mai pensato, mi sarei immaginata di più appunto il Kenya, il Ghana, dove sono stata, altri paesi, ma non avrei mai pensato a questo. Lorenza, la curiosità, proprio questa distribuzione a macchia di leopardo diciamo, di questa pratica, ci sono delle motivazioni? Come mai? Voglio dire, ci sono queste zone molto diverse, tra l'altro, anche molto distanti, dove invece questa pratica non viene applicata. Per esempio lo stesso Kenya ha una zona nella quale c'è un'altissima percentuale e una zona nella quale invece assolutamente non viene praticata, un po' per l'aspetto religioso, ma come dicevo non c'è nessun sacro testo di nessuna religione che fa riferimento alle mutilazioni genitali femminili, quindi è un falso mito, l'Organizzazione Mondiale della Sanità l'ha detto, è un falso mito, e quindi spesso le tribù, come hai visto anche in Kenya, i Masai si comportano in un determinato modo, l'altra tribù in un'altra, quindi è diversa, fa parte proprio, come diceva anche Ermanno, della tradizione insita all'interno di quel gruppo e al senso di appartenenza di quel gruppo.
Però vi assicuro che 2 mesi fa è venuta una paziente, 2 o 3 quasi, sottoposta ad una brutta mutilazione genitale femminile che abbiamo sottoposto a deinfibulazione. Il tipo di intervento non è un intervento complicato, assolutamente, io non ve l'ho fatto vedere, ma è un intervento per noi in day hospital, quindi non ha una complessità dal punto di vista tecnico importante, ma l'aspetto psicologico che porta all'intervento e il dopo l'intervento è veramente molto molto delicato. Il tipo di vissuto che la paziente porta, che si risolve in una sala operatoria in 10 minuti, è un vissuto che, a parte in alcuni casi non può essere ricostruito quello che è stato tolto, però è un vissuto che possiamo migliorare l'aspetto funzionale dei genitali, ma tutto il resto ovviamente è una cicatrice che rimane. Una cicatrice psicologica importante. Vedo che c'è una domanda di Francesca. Se è vero che nei paesi africani ci sono leggi che vietano queste pratiche, quali sono le azioni di contrasto e di controllo che effettivamente vengono realizzate? Appunto, ho mostrato con la diapositiva con tutta la legislazione di tutti i paesi e anche da quanto tempo sono state approvate, perché non è che in Egitto non c'è, il Ministero della Salute non ha considerato il problema, ma poi Valeria dirà meglio di me, di fronte alla legge c'è la legge e poi c'è anche un sommerso che non viene controllato, forse, non so, correggimi Valeria, nel modo più corretto, o fatto rispettare nel modo più corretto. Ci sono altre domande? Voglio solo aggiungere che a volte ci sono atteggiamenti anche volutamente ipocriti, perché ci sono leggi di facciata e poi dopo, nella consapevolezza che così uno Stato si mette a posto davanti alla comunità internazionale per il rispetto dei diritti umani, se ci tiene, non tutti ci tengono come abbiamo intuito, ma poi dopo ognuno faccia quello che vuole, ci sono controlli, per cui, senza contare che in molti paesi c'è una difficoltà oggettiva di controllo del territorio e delle microcomunità, per cui è chiaro. Domanda di Francesca. Quando assistete in ospedale donne che hanno subito mutilazioni e vengono a partorire, oltre ai neonatologi ci sono anche psicologi presenti quando affrontate il tema delle mutilazioni? Sì, come dicevo, le mutilazioni sono una problematica multidisciplinare, perché non ci fermiamo all'organo genitale, ma e quindi non soltanto alla nostra parte, ma questo coinvolge sicuramente l'aspetto psicologico. Prima di arrivare alla deinfibulazione c'è un percorso psicologico da affrontare, perché deve essere una scelta accompagnata prima e dopo, dallo psicologo intendo. È il lavoro più difficile quello, perché il nostro lavoro tecnicamente è un lavoro, è una correzione chirurgicamente facile, passatemi il termine, perché in 10 minuti più o meno l'intervento può essere concluso, è il resto che è molto più lungo. Però, mi scusi, posso farle una domanda? Ma lei diceva che in Egitto la pratica è quasi medicalizzata, quindi esistono delle sorte di cliniche in cui ci sono dei medici che fanno le procedure? Come ho detto all'inizio, questo avviene non nelle strutture pubbliche ovviamente e come ho scritto e come ho detto non è questo è lesivo proprio della stessa pratica medica, quindi esiste un tentativo in questi paesi di medicalizzazione e c'è anche una grossa confusione tra mutilazioni e circoncisione. Perché sono due mondi diversi, circoncisione maschile e mutilazione, lo dice lo stesso termine, femminile,
Però in alcuni paesi, soprattutto in Egitto, esiste questa realtà e siccome la presentazione di oggi era le mutilazioni oggi proprio, oggi questo è sicuramente un problema, quindi il ruolo anche del sanitario, quindi del medico, dell'ostetrica, dell'infermiere e la violazione che sta facendo. Ma negli altri casi sono delle, diciamo, non dei sanitari che effettuano la procedura. Sì, negli altri casi, se andiamo in Somalia o appunto negli altri paesi, la procedura più frequentemente viene effettuata dalla donna più anziana, che viene chiamata, che di solito appunto è di sesso femminile, che viene chiamata proprio, ha proprio questa funzione, quindi lo fa da sempre, ha la sua capacità nel farlo da sempre. Può essere un ingresso in società all'interno della comunità singolo o anche di gruppo. A seconda per esempio in Indonesia non è singolo, ma viene fatto per più bambine da queste persone nello stesso momento, come ingresso all'interno, come presentazione all'interno della comunità. Sì, è paradossale che sia una donna e quindi cioè, per le anziane magari del villaggio in realtà non è disumano come lo reputiamo noi. Assolutamente no. Cioè, quindi magari non è neanche malafede. No, non è questione, è proprio questione di tradizione e di appartenenza alla comunità. Grazie, Sa. Bene, Se posso dare un mio piccolo contributo, quando 30 anni fa ormai ero in Somalia, ci si presentò la famiglia con la ragazzina che aveva 12 anni perché lì a causa della guerra che c'era non era potuto fare, ed era la stessa ragazzina che voleva, chiedeva ai nostri chirurghi che le venisse praticata, e tra l'altro stavo parlando di una famiglia anche scolarizzata, acculturata, la bambina stessa parlava correntemente anche inglese e italiano. E infatti questa è la grossa difficoltà, a mio avviso, che molto spesso stiamo parlando di una scelta che magari la stessa donna ha fatto, magari non in piena consapevolezza, per carità, ma che ha fatto lei stessa. Quindi la difficoltà dal punto di vista psicologico, Lorenzo, la condivido appieno. Sì. Però io penso, Ermanno, che tu hai detto giustamente 30 anni fa, c'è stato un percorso in questi 30 anni, quindi non sono così fiduciosa che nel 2030 finirà tutto, ma penso che dei passi in avanti nel condividere i rischi medici e le complicanze a medio-lungo termine su questo, quindi forse in questi 30 anni su questo aspetto voglio credere che un passo in avanti l'abbiamo fatto. Qualche passo avanti. La foto che ti ho mandato è di un coltello che ho visto su una bancarella a Padova quest'estate. Non siamo entrati nel merito dei coltelli rituali, ma insomma, Lorenza sa di cosa si parla. Io non ho voluto dare un taglio a questa presentazione medico-tecnico, come di solito faccio quando affronto questo tema medicina, ma e non ho voluto appunto mostrare delle immagini che potessero, che sono vere, ma che capisco come per noi medici è stato un percorso. All'inizio eravamo sorpresi e poi abbiamo imparato a conoscerle e quindi a capire e a riconoscere anche. Quindi per questo, Ermanno, non ho mostrato immagini che comunque insomma sappiamo tutti noi ci sono. Lorenza, ti ringrazio di non aver mostrato queste immagini perché non so se avrei retto, però volevo ricordare, senza arrivare a questi livelli di drammaticità, ma voglio dire, le donne cinesi per secoli hanno subito la ripiegatura dei piedi perché dovevano avere i piedini piccoli piccoli. E le donne occidentali per secoli hanno portato dei bustini terrificanti con le stecche di mattina perché dovevano avere il giro vita molto molto stretto. Insomma, quindi come dire, queste mortificazioni del corpo femminile e della femminilità fondamentalmente della donna ci sono sempre state, poi con livelli di intensità e di drammaticità diversi.
Io volevo ringraziare Lorenza per questo bellissimo seminario, per questo bellissimo talk che ci ha portato davanti a una realtà che ci tocca da vicino e che magari si ritrova nella porta accanto. E ringrazio tutti per essere stati presenti e ringrazio Valeria che finalmente si è materializzata e ci ha fatto piacere rivederla, e al prossimo talk. Valeria, vuoi tu introdurre il prossimo talk che sarà? Ci vediamo tra 2 settimane, quindi poi scriverò tutto come sempre su Teams creando l'evento. Arrivederci a tutte e a tutti e grazie. Grazie, Grazie, arrivederci, buon fine settimana. grazie.